Campionati giovanili ai nastri di partenza. Per le giovani leve Granata è arrivato il momento di far sul serio, di tornare a confrontarsi con gli avversari per i 2 punti, che poi è anche il banco di prova in grado di far capire se la strada intrapresa è quella giusta. Domenica mattina, con inizio alle ore 10, debutta in trasferta sul campo di Porcia l'Under 17 Silver di coach Paolo Giollo, un gruppo che presenta al suo interno diverse novità. Sì, un gruppo completamente nuovo, siamo partiti appunto dall'altro anno da zero con 4-5 ragazzi in palestra, adesso siamo arrivati proprio questa sera a quota 20 e quindi abbiamo iniziato un percorso diciamo da zero anche con varietà, che abbiamo un gruppo comunque completamente misto che va dai 2007 ai 2009. E diciamo che l'altro anno è stato un anno un po' di rodaggio per mettere assieme questo gruppo fra l'altro stupendo perché veramente è cresciuto tantissimo, e sia come amalgama di gruppo, ok, e anche e soprattutto tecnicamente. E niente, quindi quest'anno vedremo cosa succederà, diciamo, abbiamo dato ai ragazzi un obiettivo abbastanza importante, poi se ci arriveremo ben venga, altrimenti vedremo poi alla fine del campionato cosa porteremo a casa. Diciamo che l'obiettivo principale è sicuramente un'ulteriore crescita tecnica. Allora sì, la crescita tecnica a livello di tecnica personale, di gioco, di squadra, assolutamente sì, questa è la priorità su tutto, anche perché abbiamo appunto dei ragazzi che sono anche autodidatti e sono veramente anche avanti tecnicamente nonostante che siano autodidatti, quindi è anche un bel lavorare sui fondamentali, sulla crescita personale. Per quanto riguarda il discorso campionato, non sappiamo che squadre incontreremo e quindi è un anno tutto quanto da scoprire e poi vedremo alla fine del girone di ritorno come saremo messi. Sì, diciamo che infatti è una squadra che deve abituarsi anche ad imparare a vincere. Questo sì, perché quando ho preso questo gruppo non so per che motivo erano abituati a perdere e che vincevano o perdevano non cambiava assolutamente nulla. Siamo riusciti a cambiare un po' questa mentalità, ok, togliere un po' di ruggine. Adesso vediamo se i frutti che abbiamo lavorato quest'anno in primi mesi ci daranno ragione, insomma.